No, I'm not a writer. Buongiorno Italia dalla Camera di Singolo. Tu dici che bel risveglio. Beh, oddio, no, una sveglia forestale dicendo non si può entrare qua. Ma quel poi era Google Maps, mi dite, anzi, verresti anche a restare in fossaio, c'hanno gli altri pareti, pitevi anche di una roba che se ne entrai, cioè, non so, gira il coltello in te a piaga, Quindi per cui dopo essere stati sfrattati alla forestale, no? Adesso siamo qua nel borgo di Cordovado, c'è tipo dei mercatini, una roba del genere. Adesso andiamo a vedere, lei è tutta contenta. Adesso andiamo a vedere col CP ben legato perché ci sono tanti cani in giro. E noi abbiamo visto un gatto adesso. Quale affronto, va a accarezzare il gatto. E niente, adesso noi duri impacchettati con Alfredo perché la Alessia deve accarezzare il gatto. Mi sarebbe piaciuto andare a visitare dentro l'abbazia, però non si può fare né foto né video, quindi hai capito, non hanno discorso i flash, proprio non vogliono. E a me, boh, secca. Adesso vediamo se andarci lo stesso, per carità, però non so, cioè come che te la fanno vedere e basta, tu devi stare là a guardarla e fare nient'altro. Ma la macina l'avevamo vista l'altra volta, non mi ricordo. Dov'è che abiti tu nella capanna? Oggi abitiamo qui io e Lemming. Buono? In questa capanna. Al freddo e al gelo. Guarda chi c'è, guarda chi c'è. Guarda chi c'è qua, occhio. Il signor Pavo. Buongiorno signor Pavone. Buongiorno. Un po' in controluce signor Pavone. No, adesso via. Signor Pavone con il codone se ne va via, un po' offeso, e ci controlla dal muretto.
Dopo tu mi dici, Yuri, che posto è questo? Bratiburovic. È molto bello, una specie di bosco, no? Che tu attraversi e vai avanti a camminare col tuo CP per un bel pezzo. Però rilassante, rilassante. Non è la prima volta che ci sono stato, forse avevo fatto anche la puntina tanti anni fa, cioè tipo 2, cioè non 1, 2, quindi tanti. C'è nessuno? Cucù? Nessuno dentro questa casa? No, c'è nessuno. E se ti rapiano? Sarà anche il mio zaino, cavolo? Non farti rapire quando c'è il mio zaino. Infatti sono anche un po'. Eccoci qua ragazzo, allora niente, abbiamo fatto questa sosta sostanzialmente perché era troppo presto, no? E questa è fidanzata provata dalle passeggiate. E questo invece è CP turbato dal fatto che ha visto tanti gatti e non ha potuto mangiarsene neanche uno. Digli, è un'ingiustizia, ma d'altronde è così CP, cioè devi anche accettare, no? Certe cose. Vedi, quando dicevo che amore farle usare il cesso, in realtà anche la mia tazzina, no? La mia tazzina che mi hanno regalato quando ero in Scozia. No, non è tè con la droga, ma è tipo curcuma e quelle cose là strane, robe della Lesia, tutte le robe, sai. Dovrei imparare a mettere a fuoco il manuale, perché il manuale tipo puoi muoverti, eccetera, non perde la sua messa a fuoco, no? Mentre l'altro va in automatico è più un casino. Infatti i CPI, quelli un po' più professional, mettono a fuoco i manuali, capito? Ah cazzo, fa la timida, non vuole guardare di qua. CP, dai che devo mettere a fuoco il manuale. Niente, ma sono le 5 che ci facciamo multa così coi biscotti? No, ecco, perché noi siamo alternativi. Cioè, 14 e 10. Buono cazzo, il tè delle 14. Signori della Lord Nelson, paghino la pubblicità, paghino? Sì, anche a quelli del Real Forno, sì. E anche a quelli della tassa del Singano, sì.